Allora, questo secondo me è un pareggio che sa di pareggio purtroppo, perché né di vittoria né di sconfitta, visto che è il terzo consecutivo. Diciamo che non eravamo partiti con questi obiettivi e ci dispiace che ancora adesso stiamo rimanendo indietro. Forse non è un problema né di condizione né di gruppo, forse un po' di assenze e anche un po' di sfortuna, perché come oggi abbiamo preso un palo, abbiamo creato tanto. Segniamo poco, non riusciamo a dare tanto incisività alle azioni che creiamo, ma col lavoro proveremo a migliorare, speriamo che iniziamo a inanellare una serie di vittorie come d'altronde tutti gli anni passati che abbiamo fatto questo campionato. Lottiamo sempre tra i primi e cerchiamo ogni anno di spuntarla. Anche quest'anno l'obiettivo è questo, cerchiamo di abolire i pareggi e speriamo bene per la prossima. Diciamo che per quanto riguarda questo campo in particolare, la punta davanti presumibilmente si preferisce fisica. Purtroppo con la mancanza di Andrea vicini ci adattiamo con chi meglio può interpretare il ruolo. Oggi ci ho provato io, anche se in mezzo a due ho preso bei calci, diciamo, quindi non ho lo stesso rendimento fisicamente. E questo è una grande pecca. Quest'anno segniamo poco, ma non è che non abbiamo i giocatori. Io ripeto, è una questione anche un po' di un insieme di fattori, tra cui assenti, condizione fisica, sfortuna e rodaggio sicuramente, perché sono stati presi dei nuovi innesti. Mi dispiace per Daniele, Fassio, è una grande perdita, a prescindere, però gli faccio un grande in bocca al lupo. Però allo stesso tempo abbiamo acquisito giocatori di un grande calibro, quindi col rodaggio, con il tempo, speriamo che i meccanismi si oglino sempre di più e proviamo a puntare in alto come sempre.